Nuovo appuntamento con l'ABC della cucina felice e nuovo appuntamento con la pasta. Oggi prepareremo insieme un impasto realizzato solo con acqua e farina, nello specifico semola rimacinata di grano duro. L'impasto che otterremo è alla base di tante tipologie di pasta che fanno parte della tradizione italiana, tante tipologie di paste regionali, per esempio le orecchiette pugliesi oppure gli gnocchetti sardi o ancora le busiate in Sicilia, piuttosto che i maccheroni al ferretto. È davvero molto duttile, altrettanto famosa rispetto a quella della pasta all'uovo e altrettanto diffusa. Io la adoro perché questo impasto riesce ad avere un verve e un morso che a me fanno proprio impazzire. Mettiamoci subito all'opera. Realizzarla è semplicissimo. Ci muniamo di semola rimacinata di grano duro, l'acqua e un pizzico di sale che aggiungeremo all'impasto. Iniziamo a lavorare l'impasto nella bowl. Io lo trovo più comodo. Trasferisco la semola, un pizzico di sale, nella sfoglia all'uovo il sale non lo metto, ma in questa tipologia di impasto sì, anche perché spesso viene utilizzato per formati di pasta che sono più consistenti, più corposi, c'è proprio più impasto al morso e quindi quando lo cuociamo rischiamo che il sale che mettiamo nell'acqua di bollitura non penetri a sufficienza, quindi io un pizzico preferisco aggiungerglielo. Facciamo un buco al centro della nostra farina che abbiamo miscelato con il sale, aggiungiamo l'acqua tutta in una volta e iniziamo a mescolare dal centro verso l'esterno. Potete farlo con una forchetta o con le mani come faccio io. La proporzione di acqua e farina che vi ho mostrato, quindi 220 ml rispetto ai 500 g di farina di semola, in realtà è un po' una guida in linea di massima, perché di norma questo rapporto ci consente di ottenere un impasto sufficientemente duro, che è quello che dobbiamo ottenere per fare i formati per esempio che vi ho citato. Deve essere un impasto sodo, denso, consistente. La percentuale di acqua può variare in funzione all'umidità e alla granulometria della semola che abbiamo. Ci sono farine che hanno bisogno di un pochino d'acqua in più, altre che invece anche con un goccino d'acqua in meno si sarebbero lavorate altrettanto serenamente. Per ottenere formati ad esempio da lavorare col ferretto, le busiate, i maccheroni, abbiamo bisogno di un impasto che non sia troppo idratato, altrimenti si attacca al ferretto. Lo trasferiamo sul tagliere e lo compattiamo. Ci chiamiamo tutta la semola. Non cedete alla tentazione di aggiungere l'acqua. Il più delle volte non è necessario integrarla. Se vedete che l'impasto ha troppa resistenza, inumiditevi le mani. Una volta ottenuto un panetto compatto, continuiamo a lavorarlo per qualche minuto in maniera energica sul tagliere. Lo strofiniamo, aiutandoci con tutte e due le mani e facendo pressione sul bacino. Una volta compattato il tutto, anche se mi sembrerà poco lavorato e molto duro, non ha importanza, è giusto così, lo copriamo con pellicola oppure lo mettiamo all'interno di una ciotola con un panno umido di sopra e lo facciamo riposare a temperatura ambiente mezz'ora. Vedrete che si ammorbidirà. Che tempismo! Aspettiamo che Kira finisca la lotta col gatto di turno. Trascorsa mezz'ora riprendiamo il nostro impasto, si sarà allisciato, riposato e rilassato. Lo tiriamo fuori dalla bowl, facciamo in modo di non ristressarlo di nuovo, altrimenti il riposo si dovrà rifare. Vi mostro soltanto la tipologia di impasto che dobbiamo ottenere. Fondando le dita restano all'interno, è comunque piuttosto duro. A questo punto possiamo lavorare l'impasto come più ci piace, possiamo stenderlo al matterello se vogliamo realizzare una sfoglia di soli acqua e farina. Io vi ho mostrato come fare nel video della pasta all'uovo, quindi eventualmente potete attenervi a quello stesso procedimento, oppure andare a realizzare i formati di pasta che vi ho suggerito poco fa. Prendiamo un tarocco e li vediamo qualcuno.
vi consiglio, soprattutto quando lavorate in estate, di lasciare la pasta sotto un panno umido, così che non si asciughi in superficie, e andiamo a realizzare i formati di pasta che vogliamo. Per fare i maccheroni al ferretto bisogna soltanto munirsi di ferretto o di uno spiedo come questo, un bastoncino in bambù, fare dei piccoli tocchetti in base alla dimensione che realizziamo. Ovviamente otterremo dei maccheroni più o meno lunghi, e andare a realizzare così. Prendiamo il bastoncino, lo mettiamo, proprio lo schiacciamo nel tocchetto, io faccio così perlomeno, poi ci sono tante scuole di pensiero, chiudo attorno al bastoncino e con le mani vado a fare questo movimento sul tagliere, chiudendo e aprendo la mano, aiutandomi con il palmo, così da formare il mio maccheroncino al ferretto. Vi verrà semplice anche da tirare via, proprio perché la pasta è asciutta, talmente asciutta che non sto utilizzando farina in aggiunta. C'è chi preferisce realizzarli fra le mani, così. Io preferisco invece realizzarli qui sul piano, viene più facile. Io adesso sto utilizzando uno spiedo, come vi dicevo, ma in realtà una volta si utilizzava il ferretto, quello per esempio per lavorare a maglia, piuttosto che uno dei raggi di un vecchio ombrello. Quando realizziamo il maccheroncino stiamo attenti a non schiacciarlo, altrimenti poi l'impasto in cottura potrebbe insomma cuocere in maniera non uniforme. Quando io preparo i maccheroni li realizzo sempre il giorno prima per l'indomani, perché preferisco che asciughino un giorno all'aria aperta per ottenere un risultato migliore. Ma vediamo un altro formato di pasta con la stessa tipologia di procedura, quindi realizzando dei tocchetti un po' più piccini. Possiamo andare a realizzare degli gnocchetti sardi. In questo caso basta utilizzare un rigagnocchi, schiacciare lo gnocco dalla parte del taglio, così, allargarlo e poi farlo scivolare giù e otterremo uno gnocchetto sardo. Gnocchetti sardi, maccheroncini, ancora orecchiette, coltello dalla punta tonda, la strofiniamo sul piano e la giriamo. È bellissima. Non sono orecchiette, giusto? Ma esiste anche questo formato. Prometto che per la realizzazione delle orecchiette mi sforzerò di migliorare. Vi mostro anche come realizzare la busiata, pasta tradizionale siciliana della zona più che altro del trapanese. Busiata prende il nome da busu, era la forma dialettale con cui si chiama questa pianta, diciamo spontanea, che cresce un po' tra i campi, che aveva il fusto affusolato e abbastanza duttile con cui si realizzavano le busiate. Ovviamente noi non lo andiamo ad utilizzare, utilizziamo sempre il nostro spiedo. Andiamo a creare un cordoncino di impasto, lo tagliamo in pezzettoni da 10 più o meno centimetri, 8, varierà la dimensione della busiata, e poi prendiamo il bastoncino, mettiamo la pasta vicino al bastoncino, creando diciamo un angolo circa di 45 gradi, dopodiché pigiamo la punta del nostro cordoncino di impasto, la inglobiamo praticamente all'interno del ferretto, del buso, e andiamo a rotolare l'impasto sul ferretto. Così facendo si creerà questo giro, si attorcierà l'impasto e poi, una volta lasciato ad asciugare, tenderà a restare ovviamente di questa forma. E voilà! Abbiamo visto come con questo impasto si possono realizzare diversi formati tradizionali, le orecchiette da migliorare, i
gnocchetti saldi piuttosto che cavatelli, i maccheroncini al ferretto o ancora le busiate, ma ce ne sono davvero tante tipologie. Anzi, sarei curiosa di sapere qual è la tipologia più usata nella vostra regione con questo impasto, perché sono certa che almeno un formato ci sarà. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, che realizzerete anche voi la vostra pasta solo di acqua e farina e mi mostrerete il risultato. Io vi do appuntamento al prossimo tutorial, alla prossima ricetta e vi mando un grande bacio.